Suor Olga Raschietti, 83 anni, di Montecchio Maggiore, Vicenza, e suor Bernardetta Boggian, 79 anni, padovana di Ospedaletto Euganeo. Una vita per gli altri, una vita per l'Africa. Tutte e due in missione da più di 50 anni. Suor Olga aveva 11 fratelli, dei 5 rimasti è stato Arduino, 88enne, a ricevere domenica sera la notizia dalla nipote Maria. Zio, c'è una brutta notizia. Una disgrazia dal Burundi di Olga. È morta, sì. Santo Paradiso. Piange, ma come cristiano Arduino dice di essere orgoglioso della sorella. Olga è già in cielo, dice, vicino al nostro Dio. È ritornata in cielo. Io come credente la credo là e guarderà qua giù a noi. Un anno fa, suor Olga Raschietti era tornata a Montecchio per motivi di salute. Le superiori non volevano più farla ripartire per il Burundi, ma lei non volle sentire ragioni. La mia sorella è morta per la sua vocazione. Suor Bernardetta Boggian, 79 anni, originaria di Ospedaletto Euganeo, paese a pochi chilometri da est, nel Padovano, agli inizi della sua missione in Africa era stata in Congo, quindi al confine tra Burundi e Ruanda, anche durante la pulizia etnica del 1994. Era la prima di 6 fratelli. A Ospedaletto vive la sorella Anna. È la nipote Giulia, che non se l'è sentita di comparire in video, a ricordarci la zia suora. Ve l'aspettavate? Assolutamente no, non c'era nessuna visaglia che potesse far prevedere una cosa del genere, assolutamente, è un fatto del tutto inatteso. Quando l'avete sentita l'ultima volta? Qualche giorno fa, la settimana scorsa, Cosa vi aveva detto? tutto bene, avevano fatto il GREST con 3.000 bambini, sì, però davano da mangiare un giorno sì e un giorno no, perché comunque le risorse erano limitate. Magari rinunciava lei. Ah, sicuramente, vedendolo anche fisicamente, sicuramente. Il comune di Ospedaletto Euganeo nel 2001 aveva insignito suor Bernardetta Boggian del premio Il Cenobio, riservato alle personalità generose del paese, ma il riconoscimento venne ritirato da una superiora dell'ordine e da sua sorella. Suor Bernardetta rimase in Africa a curare la sua gente. È stata una testimone di coraggio incredibile e soprattutto una donna che ha sempre creduto nella donna e ha sempre lavorato comunque per far crescere anche la donna africana.